onda Capitaneria di Porto, in vacanza con Radio Libertà. Al timone Antonino Danna. Al timone la follia, ci ritroviamo in alto mare. In alto mare. Mi piacerebbe far guerra alla guerra. Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? Volare in cielo coi piedi per terra. Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? Mi piacerebbe parlare col vento. Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? Fargli suonare le trombe in convento. Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? E mi piacerebbe capire più di niente quando un ministro parla alla gente. Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? Mi piacerebbe un uomo fedele. Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? Fare ingozzare serpenti di neve. Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? Mi piacerebbe far belli i brutti Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? e quelli tristi farli ridere tutti. Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? E mi piacerebbe che al telegiornale un giorno si annunciasse lo sciopero del mare. Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? Al passo, lo sciopero del mare. Al passo, se no va tutto male. Quattro mandolini, dei sorrisi di bambini ed un grillo cui parlare in una stanza. Ed andare avanti anche i poveri ma in tanti, dopo tutto la miseria è una speranza. Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? Ma lascia stare, ma chi te lo fa fare? Mi piacerebbe incontrare il re Dollo. Ma lascia Buongiorno Antonino, ben trovato a te la linea. Grazie mio caro Andrea, buon lavoro anche a te, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, giovedì 13 di agosto dell'anno del Signore 2026, penultima rassegna stampa a cura del sottoscritto. Cominciamo la nostra trasmissione alle 8:33 minuti e 50 secondi, ricordandovi come sempre di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmivarin che io supplirò fino a domani, poi lunedì lo ritroverete, lunedì 17 agosto, videopillole e molto altro ancora. 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra, oppure attraverso la zappa ovviamente o WhatsApp che dir vogliasi, oppure 0292947222 se volete telefonare dopo le ore 10, mi raccomando. Allora, cominciamo stamattina la notizia rendetevi conto, qui c'è un mondo che sta cambiando in una maniera vorticosa e stanno avvenendo cose che influiranno sui prossimi 50-100 anni di storia che studieranno i nostri pronipoti. Ma noi ci occupiamo del caso La Vitola stamattina, signori. Stamattina quasi tutti i giornali italiani aprono su questa notizia. La Vitola, sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene. Ansa.it, signore e signori. Ebbene sì, io
Devo chiedere a Sammy lunedì se mi viene a mettere una bomba sotto la macchina, così lo faccio anch'io, il Presidente del Consiglio. Ultimo flash, rissa tra giovani a Trani, 18enne muore accoltellato. Dicevamo, la Vitola, io e il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene, il difensore dell'imprenditore arrestato, il giornalista sapeva, non rispondo. Il legale del conduttore di report, una confessione che lascia sgomenti. Salvini, la RAI sospenda la collaborazione, è una vicenda torbida. A me pare più ridicola che torbida, perché cioè, il giornalista sapeva, non rispondo. E questo dice tanto. Avrebbe potuto dire, no, non ne sapeva assolutamente niente. Non rispondo. Che brutta storia. No, nemmeno, cioè, è una storia, boh. Ve lo giuro, più la guardo, più mi sembra una cosa così insignificante. Ucraina, pressing di Zelensky sugli USA, col 10% dei Patriot distruggeremo tutti i missili russi. Putin visita per la prima volta le isole Kurili, arcipelago conteso col Giappone. La denuncia, Mosca sta formando battaglioni militari con prigionieri di guerra ucraini. Il caso di Garlasco, la madre di Chiara Poggi, vogliamo ricordarla in silenzio. Caos in Sicilia, l'Etna in eruzione da 6 giorni, 700 i voli saltati dall'8 agosto. Le previsioni meteo, il caldo e gli sgoccioli, arriva la perturbazione, ore contate per i bollini rossi, temporali intensi a Firenze nella Tuscia vicino Roma. La residenza, la storica casa di Allende a Santiago del Cile, diventerà un ufficio, venduta per $1 milione dopo il fallito tentativo di trasformarla in un museo. Quando il dio quattrino prende il sopravvento sulla storia, è sempre così. Vediamo rapidamente anche la BBC. Putin non può più parlare di vittoria in Ucraina. Questo è quello che dice il vincitore del premio Nobel Dmitry Muratov, che parla con l'inviato a Mosca della BBC Steve Rosenberg, e Muratov dice che il leader del Cremlino può soltanto distruggere l'Ucraina ma non conquistarla, con la guerra che ormai è arrivata al suo quinto anno. Tra l'altro Putin ha detto che se gli occidentali continueranno a sequestrare le navi della flotta fantasma con cui Mosca contrabbanda il petrolio per aggirare le sanzioni, flotta fantasma anche per il commercio del grano rubato agli ucraini, beh, allora loro a questo punto si prenderanno anche le navi occidentali e vedremo. Allora, il caldo agli sgoccioli, arriva la perturbazione, abbiamo qui l'Ansa, ore contate per i bollini rossi, temporali intensi a Firenze, nella Tuscia e vicino Roma. Presto le temperature sullo stivale cominceranno ad abbassarsi, a partire dal nord, merito della perturbazione proveniente dall'Atlantico, Alè. Nelle ultime ore temporali ci sono stati in Toscana, con tanti interventi dei vigili del fuoco a Firenze, nel Grossetano e nella Bassa Tuscia Viterbese, con una copiosa grandinata a Celleno che ha distrutto le colture e una tromba d'aria clacata. E nel pomeriggio ai Castelli Romani, alle porte della capitale, la pioggia si è fatta sentire, con rami e alberi caduti, con tante richieste di verifiche per cornicioni e tegole pericolanti. Questo nuovo fronte d'aria fredda potrebbe sconfiggere l'alta pressione africana responsabile di questa quarta ondata di calore. Continuano a farsi sentire le conseguenze di caldo e siccità, con l'espansione rapida degli incendi, come quello che da 9 giorni è in corso in Piemonte sul Monte Barone e che finora ha distrutto 1000 ettari di bosco e sta arrivando nei pressi dei rifugi. Come evolverà la situazione meteorologica dipenderà dalla forza di questa saccatura. Se si espanderà prepotentemente, allora avremo la possibilità di temporali intensi sulle regioni tirreniche, nord-ovest e Piemonte, dice il meteorologo Matteo Rossi, previsore del consorzio Lamma tra Regione Toscana e CNR. L'aria fredda trasportata in quota dalla perturbazione prosegue e si scontrerà infatti con quella più calda degli strati sottostanti. Un fenomeno nel quale hanno un ruolo le temperature molto calde del mare, che provoca lo sviluppo di temporali anche forti, con fulmini e grandinate. Se invece la depressione rimarrà più a ovest, isolandosi sul Mediterraneo occidentale, allora gli effetti potrebbero essere più contenuti. In questo caso, aggiunge l'esperto, avremo maltempo sulla Sardegna e nuovamente sulle coste tirreniche. Capire lo sviluppo di questa perturbazione non è facile, a parte i temporali che si sono già manifestati in Toscana e nel Lazio,
Le piogge potrebbero farsi insistenti al nord già domenica, mentre il centro-sud dovrebbe aspettare martedì. Il tempo dovrebbe essere variabile per tutta la prossima settimana, con piogge e rovesci almeno fino a venerdì. Per un miglioramento bisognerà attendere il fine settimana dal 22 al 24 agosto e potrebbe essere caratterizzato da un caldo più contenuto nel sud Italia, con temperature massime intorno a 30-32 gradi. A confermare il prossimo calo delle temperature sono anche i bollini rossi del bollettino delle ondate di calore. Oggi sono 19, domani 18, il 14 agosto appena 7 i centri urbani sui 27 presi in considerazione, col massimo livello di rischio per la popolazione. Oggi le uniche città contrassegnate in arancione, rischio caldo solo per i più fragili, sono Ancona e Cagliari, mentre le altre 6 città sono in giallo. Nello stato di preallerta per una possibile ondata di calore Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Se domani Pescara passa dal rosso al giallo, venerdì le 6 città che restano in rosso sono solamente Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo e Reggio Calabria, con l'aggiunta di Cagliari dopo 2 giorni in arancione. Venerdì si riaffacciano i bollini verdi, nessun rischio da ondata di calore a Pescara, Trieste e Venezia. Aumenteranno nei prossimi giorni. Quindi tenete duro che ormai ci siamo. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani. Cominciamo con Avvenire, il quotidiano dei vescovi. A proposito, il disco start con cui noi abbiamo cominciato la nostra trasmissione è Marinella, ma chi te lo fa fare, da Sanremo del 1981. Cominciamo con Avvenire, quotidiano appunto dei vescovi. Oggi Santi Ponziano Papa e Ippolito Sacerdote Martiri. Fotonotizia a centropagina, il fenomeno, anzi in alto nella pagina, il fenomeno, oltre a suscitare la curiosità delle persone, l'ombra della luna sul sole, è stata l'occasione per esperimenti scientifici. L'eclissi ha spento l'Europa e acceso l'entusiasmo. L'avete vista l'eclissi? Com'è andata? Raccontatecelo. 340-670-9659. Il Fatto. A Montesole la veglia per la Terra Santa con la testimonianza di padre Romanelli dalla Striscia, giustizia per la pace. Alla preghiera di Zuppi, Dio ispiri al dialogo i potenti, riconoscere l'altro come persona. Per i migranti Mezza Europa progetta un centro rimpatri in Uganda, vertice a settembre. Il Papa, alla messa è fondamentale partecipare, per santificare la domenica è indispensabile l'Eucarestia, l'assemblea che si raduna per la messa non è sostituibile da una presenza soltanto virtuale. Lega e Fratelli d'Italia, sospensione, la Vitola confessa, attentato per tutelare Ranucci, lui si paragona a Falcone. Sì, lui si è paragonato nell'ordine a Aldo Moro, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Perdonate, io mi reputo Napoleone Bonaparte, per cui non ci trovo niente di strano, anzi voi, luridi servi, omaggiatemi. Oggi se telefonate mi dovrete chiamare Sire. Tornando a noi, o anche imperatore, maestà, se volete, insomma, una cosa del genere. Guerre e vie commerciali, Hormuz ancora bloccato, si apre la rotta artica. Corriere della Sera, mitico Corrierone, la Vitola confessa, io il mandante, l'inchiesta, l'imprenditore interrogato per 5 ore, il conduttore sui social si paragona a Moro, Falcone e Borsellino, l'attentato a Ranucci per fargli aumentare la scorta, il legale Sigfrido sapeva, no comment. Di spalla, migranti, la Germania nelle intese, l'Italia e le ONG, le espulsioni si faranno, nuove tensioni, Berlino-Roma. Fotonotizia a centropagina, la sequenza spettacolare, appuntamento al 2081, la sequenza dell'eclissi totale solare, dall'alto a sinistra la Luna comincia a coprire il Sole da destra fino all'uscita del quadrante verso sinistra, la prossima eclissi prevista nell'anno 2081. Come vorrei esserci, ve lo giuro. Di spalla, sempre Sant'Anna di Stazzema, Mattarella, sono tornate le guerre e la volontà di dominio, le parole italiane, i fascisti furono complici. L'orrenda strage di Sant'Anna di Stazzema, rivolta contro Giselle, cantante dell'intelligenza artificiale, sospeso il brano creato dall'IA, RTL 102.5 non lo trasmette più. Scalo chiuso anche oggi, l'Etna manda in tilt i voli, 700 quelli cancellati. Il Domani, il faccendiere ammette di essere il mandante, il conduttore si paragona a Falcone. La mia bomba era a fin di bene. Chi di voi non ha mai messo una bomba a fin di bene, no?
La mia bomber a fin di bene. Ma io come cacchio faccio a restare serio davanti a una frase simile, ve lo giuro, cioè, ve lo giuro, ma possiamo fare la rassegna stampa su una cosa del genere? Ve lo chiedo, ora, ve lo chiedo veramente cristianamente, fratelli e sorelle, ma secondo voi io, mo ci vuole, ma chi te lo fa fare? Ma secondo voi io posso stare qui a leggervi una notizia del genere? La mia bomber a fin di bene. La Vitola confessa, shock Ranucci. Vabbè. Le conseguenze del patto europeo voluto dal governo Meloni, Berlino, i migranti tornino in Italia, la Germania emersa ribadisce che il patto firmato anche dall'Italia sui dublinanti sarà rispettato, torneranno indietro solo quelli arrivati dopo il 12 giugno, Piantedosi azzerati i casi precedenti. Fatto quotidiano, la bomba a Ranucci, Sigfrido era in pericolo, volevo rafforzargli la scorta, la Vitola confessa l'attentato, si inventa un altro movente. Sì, sono il mandante, l'arrestato giornalista ignaro, le destre ancora all'assalto della vittima. Le 1000 è una versione del prestigiatore, il sondaggio, progetti politici, l'amico americano, cosa non torna su Valterino, parla la presidente della vigilanza Rai, Floridia 5 Stelle, giù le mani dal conduttore di Report, rimanga niente sostituzione. Il giornale, eccolo qui, che fa una doppia prima pagina, in realtà questa è quella che trovate, diciamo, ad avvolgere tutto il numero di oggi, l'Italia stregata dal sole nero, un rito collettivo che ancora affascina e spaventa gli umani, ecco qua il momento clou dell'eclisse, però andiamo a vedere la copertina subito dopo, la prima pagina del giornale, eccola qui, la versione I silenzi di La Vitola, bomba per aumentare la scorta. Il faccendiere confessa, sono io il mandante, l'ho fatto per il suo bene, volevo far alzare i livelli di protezione. E poi quel no comment sulla domanda chiave. Ranucci sapeva dell'attentato? Ora, non so come siate abituati voi, ma presumo siete abituati come me. Se uno pensa che un amico giornalista noto per le inchieste e il programma di inchiesta che conduce sulla rete 3 della Rai è a rischio attentati, anziché organizzare un attentato, prende, manda una pecca al ministro Piantedosi, che in quanto ministro dell'interno non è che sta lì a scaldare la sedia, ma sta lì appunto a garantire la sicurezza di tutti, inclusi quelli che rischiano di essere ammazzati o di essere colpiti da qualche mafia, 'ndrangheta, camorra, quello che volete voi, per le inchieste che fanno. E allora uno gli scrive: gentile onorando ministro, guardi, sono la Vitola Walter, un amico di Sigfrido Ranucci, io ho il forte sospetto che lo vogliano ammazzare, se per favore può potenziare la scorta. Allora a quel punto il ministro Piantedosi, che non è nato ieri e che è una persona seria, prende, telefona a chi di dovere e gli dice: senta un po', servizio scorte, vedi che dobbiamo fare con questo qua che mi è arrivata sta segnalazione. Eventualmente sentono i magistrati, sentono chi è incaricato di fare queste cose e percepisce uno stipendio per farlo e gli aumentano la scorta. Nei paesi normali funziona così. In Italia invece uno dice, però questo è a rischio attentato, che facciamo? Glielo faccio io l'attentato così. Questo è un po' come quando... Mi ricordo una barzelletta di Franco Neri, no? Quando diceva, quando ero piccolo, mio padre poi me lo diceva, se ti devono menare, fatti menare da tuo padre, che almeno le ossa come te le rompo io, non te le rompe nessuno. Franco, oh Franco, cioè siamo... Cioè, questo è Zelig, ragazzi, è quest'altro che si paragona a Falcone. Va bene, d'accordo, è come Falcone, ok, ok. Il caso nel Cuneese, aveva ragione la Meloni, Vannacci in Piemonte col PD, il dorso più veloce del mondo, Curtis, nuova stella del nuoto, eccola qua, il primato della 19enne Porgenti in staffetta, intervista a Mara Carfagna, sicurezza e reddito, le parole per vincere. Torniamo alla prima pagina, andiamo a vedere il tempo. Eccolo qui. Furbata, Ranucci martire, super sconto di pena per la Vitola. Sigfrido delira, Valterino lo salva, l'uomo di Report perde la testa, si paragona a Falcone, Borsellino, Moro, e anche il povero Piersanti Mattarella.
Ma la Vitola lo salva, autoaccusandosi della bomba messagli per aumentargli la scorta. Valterino cerca il patteggiamento per cavarsela con appena 1 anno e 6 mesi. Nostra lettera aperta a Ranucci, figuraccia epica, si prenda un periodo sabbatico. Ecco il tempo di Osho, il momento più divertente della rassegna stampa, c'è Sigfrido con lo sguardo perso nel vuoto in uno studio televisivo e io che pensavo d'esse nel mirino della mafia, invece me se caga solo la malavitola. Date una medaglia a quest'uomo, vi prego. Repubblica, la confessione di Lavitola. Sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per aumentargli la scorta. Il faccendiere interrogato dai PM per 5 ore, l'avvocato difensore, il giornalista sapeva, no comment. I vertici RAI si preparano a chiedere un passo indietro da report. Ancora le 1000 vite di Valterino tra intrighi e poteri, il conduttore, il movente non è credibile, fotonotizie a centropagina e il raduno pagano per vedere il sole nero, cioè l'eclissi, l'intervista Cecilia Strada, mi manca papà, non l'eroe Gino, il caso migranti in Italia, Berlino conferma le espulsioni. La Stampa, la Vitola, sono io il mandante, la confessione davanti al GIP, mentre la RAI è pronta a sospendere il volto di report. Il faccendiere temevo per Sigfrido, volevo far rinforzare la sua scorta, ma il giornalista lo smentisce, il difensore, se Ranucci sapeva dell'attentato, no comment, la replica, credibilità da valutare. Il conduttore, sulla mia sicurezza, rassicurazioni prima della bomba. Fotonotizia, mezza Europa si è fermata per assistere all'evento astronomico, ecco qua a Torino, la magia del sole nero e quindi l'eclissi. Il lancio del partito, corsa al centro, la stoccata di Ruffini, a sinistra pensano solo alla leadership, l'investitore dei ciclisti, vi uccido tutti. Torino, la frase shock prima della follia, arresto convalidato. Vi vorrei ricordare che c'è gente che consuma ossigeno esattamente come voi, che sui social ha dato ragione a questo signore. La verità, il faccendiere, ho fatto mettere io la bomba per il bene di Sigfrido, la Vitola confessa l'attentato, Ranucci sapeva, no comment. L'interrogatorio dell'amico rischia di inguaiare il conduttore di Report, che intanto si paragona a Moro, Falcone e Borsellino. Studi, sondaggi, mieli, cappellini, nulla di intentato per la scalata a Palazzo Chigi, quei giochetti spregiudicati sui servizi segreti. Parla della reputazione degli altri, ma Renzi ha perso la faccia 10 anni fa, ci ha preso gusto e ha continuato. Maurizio Belpietro, divertentissimo già solo con questo titolo. Un saluto a Belpietro. C'è Ceuta liquida l'ipocrisia UE, la Danimarca pronta a chiudere le sue frontiere, ancora migliaia di clandestini nell'ex club spagnola, Sanchez simbolo di una politica perdente che altre sinistre rifiutano. Al centro della pagina, ecco Sua Santità, Leone difende la messa, svilita da Speranza in pandemia, sprega per la famiglia nel bosco. Francesco Borgonovo, che saluto, false promesse per assecondare il segreto, il desiderio di gestire la maternità a piacere, fare soldi, ovuli congelati, mega affare ai danni delle donne. Libero, chiamate l'ambulanza. Ranucci delira e si paragona a Falcone, Borsellino, Moro, Piersanti, Mattarella. Report non può più condurlo per manifesta mitomania. La Vitola, confessione e misteri, il faccendiere, il mandante sono io, nega che Sigfrido sapesse, l'avvocato Ranucci, no comment, i dubbi degli inquirenti. Toti archiviato, hanno perso i Liguri. Ah, quindi Toti non era un ladro, un biscazziere, no, era la persona per bene che è sempre stato, l'ottimo governatore della Liguria, che è sempre stato, e però, se vi ricordate, quando venne inquisito, diventò il diavolo. Ora domanda, questo signore che ha dovuto dimettersi e lasciare la carica, chi lo ripagherà? Soprattutto, chi ripagherà i cittadini di questo? Lo domando a voi, ditemelo voi, vi prego, per favore. Vabbè. Andiamo a vedere Italia Oggi, che è meglio. Vedete, noi parliamo di uno che dice di aver fatto un attentato a fin di bene quando ci sono tante e tali di quei temi seri e intelligenti di cui occuparci.
Italia Oggi, concordato preventivo ISI, rinnovo senza barriere all'entrata per le società e le associazioni professionali che rinnoveranno l'accordo con l'Agenzia delle Entrate anche per il biennio 2026-27, ne scrive Francesco Cerisano a pagina 23. Come e quando andrai in pensione? Adesso lo potrai chiedere alla nuova app dell'Inps, Galli a pagina 28, media per la 7 nel 2025 ricavi a 143,3 milioni, utile a 1.300.000. Claudio Plazzotta a pagina 19. Innovazione per le imprese del Sud, 505 milioni di euro di finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto fino al 60% della spesa ricerca e sviluppo, Pagamici a pagina 27. Mandolesi a pagina 20 invece, fine della tregua estiva, il fisco batte cassa, giovedì 20 di agosto riprendono i pagamenti di tasse e contributi sospesi dall'1 al 19 del mese con 140 tipologie di versamenti. Facciamoci il segno della croce, che Dio ce la mandi buona. Renzi bussa alla porta del campo largo, ma Conte non ne vuole proprio sapere. Carlo Valentini a pagina 4. E poi il diritto è rovescio, implacabile come sempre Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi. Il credo di tutti i sovranisti, da Vannacci a Conte, da Trump a Le Pen, si può riassumere così. Del resto del mondo non ci importa nulla, noi badiamo solo ai nostri interessi. Da qui l'abbandono in politica estera non solo di ogni idealismo, ma di ogni minimo senso della giustizia e finanche delle regole basilari del diritto internazionale. Conta solo la forza, il potere delle armi, dell'economia, del ricatto, della sopraffazione. Alla fine il tornaconto personale, la propria ambizione diventano il centro dell'universo e il cinismo, l'ipocrisia, la menzogna e il tradimento sono gli strumenti ordinari per consolidarli. Ma c'è un problema: se nei regimi autocratici questo gioco può andare avanti per molto tempo, in quelli democratici dura poco. Appena l'elettore medio capisce l'antifona, si sposta da qualche altra parte. Chiudiamo con i nostri amici del quotidiano di Sicilia, eccolo qui. Patrimoniale dalla Svizzera alla Spagna, l'utilizzo sociale delle grandi ricchezze, i differenti modelli europei per ripensare anche in Italia un sistema fiscale più progressivo. Caos dell'Etna, l'aeroporto di Catania resta chiuso, il ministro Musumeci trovare una soluzione, voli ancora bloccati, passeggeri in grande difficoltà, mentre sul tema si accende l'ennesimo scontro anche a livello politico. Presente poi il vice premier Tajani, commemorato l'82esimo anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Scusate, ma a Comiso la SAC, che è la società che gestisce l'aeroporto di Catania, gestisce anche l'aeroporto Pio La Torre, si potrebbero dirottare lì i voli, per esempio, così, tanto per fare una proposta banale. Ma magari, insomma, noi non lo so, ce lo facciano sapere se vogliono. Orbene, si sono fatte le 8:58 minuti e 12 secondi, un'ultima occhiata ai quotidiani locali, Brescia Oggi, la stretta delle forze dell'ordine, Ferragosto sicuro, controlli più intensi su strade e negozi. Corriere del Mezzogiorno, la Campania, bradisismo, consiglia a oltranza ma da fine agosto. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, sanità, medici in rivolta contro De Caro. Corriere del Trentino, trovato morto Dollino Zatelli, quel trasferimento sofferto in Rotaliana, il fenomeno estate bollente, fuga dalla città. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, soldi pubblici, regione, sale il conto dei giochi. Corriere della Sera, dorso di Bergamo, EBRT, le strisce ridipinte e spostate. Corriere della Sera, dorso di Brescia, accumulatori, 17 le domande, non solo a Brescia e Flero, ma anche a Chiari, Torbole, Travagliato, Nave e Lonato. Corriere della Sera, dorso di Milano, la città si svuota solo a metà, subito via 300.000 milanesi, poi l'aumento, chi resta va al mare dell'idroscalo. Corriere Torino, aeroporti, nozze Torino-Milano, Malpensa e Caselle Uniti, lo russo, non siamo più azionisti, ma seguiamo l'operazione. Corriere dell'Alto Adige, city manager per aiutare il sindaco, la maggioranza vuole alleggerire il lavoro di Corrarati, Zanin dobbiamo organizzarci. Corriere di Bologna, Fakir, appello dei sanitari, lettera con 50 firme, interventi sempre più difficili, serve un pronto soccorso psichiatrico attivo 24 ore su 24. Corriere Fiorentino, la Toscana, Verrazzano, pericolo scampato, la sindaca Funaro, il ponte non dovrà essere demolito, l'incognita dei tempi della tranvia. Ricordiamo anche Fiorenza Marcheggiani, i luoghi contro Isi in ricomincio da 3, se n'è andata ieri a 73 anni.
Corriere della Romagna, Rimini e San Marino, in fuga dalla casa di riposo, criminale 86enne arrestato, il pluripregiudicato apparteneva alla Mala del Brenta, in manette all'aeroporto. La Gazzetta del Sud, Messina e Sicilia, Etna e voli, un'altra giornata da incubo. Con questo noi andiamo in pausa e torniamo dall'album 2081, Ivan Cattaneo, Una zebra pois, 1981. Ale. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Una zebra pois, me la tapa per fare, uno strano maraggiai, che comico di papà. Una zebra pois, beh, c'è, una zebra pois, la grande novità, e somiglia a tu papà, non la dice la tua.
Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie caro Andrea, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi alle 9, 5 minuti, una manciata di secondi. Qui in rassegna stampa. E allora, bella gente, facciamo una bella cosa. Sto mandando un messaggio proprio a Fabio Amendolara, eccolo qua, sulla Verità. Oggi ci saresti in diretta alle 12:05 per parlare di La Vitola, visto e considerato che l'apertura stamattina sulla Verità, grazie e un saluto. Visto che è considerato che lui apre il numero di oggi è La Verità raccontando la vicenda Ranucci. Allora, buona gente, io vi dico questo, facciamo una cosa. Io mi limito al pezzo di Amendolara, poi se Fabio vuole essere dei nostri a Capitaneria di Porto a mezzogiorno, ve lo dico nel corso della trasmissione, quello che mi risponderà, se no direi che de hoc satis, questo ci basta e ci avanza. Faccio una premessa di carattere storico, che forse potrebbe essere anche la soluzione migliore per il buon Ranucci. Allora, qualcuno di voi, diversamente giovane, probabilmente si ricorda che nell'ottobre del 1980 il Corriere della Sera pubblicò un'intervista a Licio Gelli. Dice, parla adesso il signor P2. L'autore di questa intervista era Maurizio Costanzo. Maurizio, ve lo ricordate? Maurizio? Cosa successe? Succede che nel marzo dell'81, già a quel tempo il Corriere della Sera era in odor di massoneria, si parlava, insomma, si sussurrava della P2 che forse era arrivata fino a Via Solferino, eccetera, eccetera. A un certo punto, nel marzo dell'81, sapete che scoppia lo scandalo P2, c'è questa lista dei 500 che finisce in mano al governo di Arnaldo Forlani, e il giudice Gherardo Colombo, che poi verrà conosciuto anche con Di Pietro per Mani Pulite 10 anni dopo, ma in quel momento è Gherardo Colombo l'uomo che sta conducendo le indagini. Forlani si ritrova questa lista dei 500, la lista viene pubblicata, nell'elenco tra i fratelli della P2 salta fuori Maurizio Costanzo. Maurizio Costanzo, in prima battuta, che al tempo era probabilmente dopo Enzo Biaggi il giornalista con la maggiore visibilità in Italia, perché lui conduceva Contatto, il primo telegiornale privato che si è fatto sulle TV private in Italia. Era stato o era ancora per poco direttore dell'Occhio, qualcuno di voi se lo ricorda, l'Occhio, il quotidiano diretto da Maurizio Costanzo. Scriveva sul Corriere della Sera, faceva televisione alla Rai, aveva inventato il talk show da Bontalloro nel 76, che poi in realtà il talk show l'ha inventato Luciano Rispoli l'anno prima. Comunque, Bontalloro nel 76, poi Acquario nel 78, Granditalia nel 79-80, insomma, era in ascesa, uno che aveva una carriera di un certo livello. C'aveva allora, quant'anni aveva? Era del 38, 43 anni, quindi proprio nel bel mezzo della carriera. Costanzo, in prima battuta, quando esce l'elenco della P2, dice no, non è vero, è tutto falso, si incazza, annuncia querele, discorsi vari. Poi però viene provato che sì, lui fa parte della P2. Costanzo fece una cosa, e questo lo qualifica come uomo prima che come professionista. Alla fine ammise di essere entrato nella P2, ammise, insomma, si prese la sua responsabilità, diede le dimissioni dagli suoi incarichi
e se ne andò a ricominciare a Napoli in una TV privata, perché credo che l'unico che gli diede un minimo di udienza al tempo fu questo editore napoletano, non vorrei sbagliarmi, che gli diede la possibilità di riprendere a fare televisione in questa TV locale napoletana. Poi dopo, nel 1982, Berlusconi lo chiamò alla sua corte, nacque il Costanzo Show e il resto, come diceva lui, e tutto il resto è vita. Ecco, se mi posso permettere, nel momento in cui tu ti trovi davanti uno come l'avvocato difensore di Lavitola, che non è che dice no, non è vero niente, Ranucci non sapeva nulla, ma dice in modo sibillino no comment. Ho detto in modo sibillino, non ho detto che è così, non ho detto che Ranucci si è fatto l'attentato da solo o ha detto alla Vitola fammi l'attentato. Non sto dicendo niente di tutto questo. Preferisco che siano i giudici a dire che cosa è successo, ok? Chiariamo questo punto. Però se io fossi Ranucci in questo momento, come minimo, come gli suggerisce pure Capezzone sul Tempo, mi prenderei quantomeno un anno sabbatico. Quantomeno. Anche perché questo è un paese che tende a dimenticare, quindi magari tra 6 mesi se uno fa il nome di Lavitola manco si ricordano più chi era. Poi vedete, è pieno agosto, siamo quasi a Ferragosto, notizie non ce ne sono, quindi una storia così è chiaro che riempie le prime pagine dei giornali. Il 10 di settembre vedrete che questa roba qua, se se ne parlerà ancora, sarà un trafiletto che forse per sbaglio qualcuno vi leggerà nella rassegna stampa. Ma ripeto, fossi io Ranucci, mi prenderei quel periodo sabbatico che gli suggerisce Capezzone. E poi, nella malaugurata ipotesi o nell'assurda ipotesi che venisse fuori un eventuale, ripeto, questo lo devono accertare i giudici. Se i giudici accertassero, dice si è fatto l'attentato da solo, sarebbe forse il caso di fare come fece Costanzo, ammettere le proprie responsabilità, cospargersi il capo di cenere e ricominciare in qualche TV privata a Napoli o chissà dove. Come fece né più nemmeno lui. La gente, gli italiani non sono un popolo di gente cattiva. Chi sbaglia e lo ammette, bene o male, a meno che non si tratti di una questione di soldi, come diceva Machiavelli, bene o male lo perdonano. Se questo, ripeto, venisse provato dai giudici. Siccome non c'è assolutamente niente di provato dai giudici, allora per adesso aspettiamo e vediamo gli sviluppi, ok? Questo mi permetto di dirvi a margine. Adesso noi andiamo dall'amico Fabio Mendolara sulla Verità. Walter Lavitola si è presentato al GIP che l'ha privato della libertà come un bombarolo premuroso, avrebbe organizzato l'attentato contro l'amico Sigfrido Ranucci per proteggerlo da attentatori molto più pericolosi. Almeno questa è la teoria circolare da commedia degli equivoci che l'host del Cefalù ha deciso di consegnare alla giustizia dopo il suo arresto. Avrebbe creato il pericolo per lasciare che lo Stato proteggesse l'inchiestista di punta della RAI. Poi però fuori dal carcere di Re Bibbia arriva una domanda al suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, e il perimetro di quella che viene descritta come una confessione ampia si restringe di colpo. Ranucci sapeva che cosa stava per fare la Vitola? Non commento questo aspetto, non posso rispondere. I cronisti insistono, Ranucci era a conoscenza del proposito di Lavitola? Su questo non dico assolutamente altro, vi sto dicendo quello che io potevo dirvi, e cioè che Lavitola, durante le oltre 5 ore di interrogatorio davanti al PM e al GIP, durante le quali ha dovuto rispondere alle domande sull'ingaggio del comando avellinese e a quelle sul sopralluogo fatto con Gomez Clesio Tavares, ha confermato l'ipotesi accusatoria, cioè che lui è il mandante dell'attentato. Insomma, Lavitola confessa la bomba, ma il suo avvocato mette il silenziatore alla domanda che risolverebbe il giallo. Per comprendere il resto bisogna entrare nella logica del dinamitardo altruista. Il momento dell'attentato va ricercato nel fatto che Lavitola voleva far innalzare il livello di scorta a Ranucci, spiega Cola. Il ragionamento ha una sua geometria. Ranucci, non si sa per ora in base a quali valutazioni di Lavitola, sarebbe stato in pericolo. La protezione sarebbe stata insufficiente. Per ottenere una protezione superiore bisognava dimostrare che il pericolo fosse maggiore.
e per dimostrare il pericolo la Vitola avrebbe organizzato l'attentato. Una scorciatoia piuttosto pericolosa che si è trasformata in un'accusa di strage. Cola spiega che il suo assistito avrebbe agito per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi e pericolosi tentativi di aggredirlo. La situazione, almeno secondo il modo di vedere di La Vitola, stando a quanto ha riferito il suo avvocato, sarebbe stata seria, perché gli attentatori erano pericolosissimi. E la protezione? Ranucci aveva all'epoca una protezione composta solamente da 2 uomini. A quel punto, premurosamente, La Vitola avrebbe trovato la soluzione, organizzato l'attentato. Il risultato, almeno secondo i numeri forniti al difensore, sarebbe stato straordinario. La scorta è stata più che raddoppiata, si è passati da 2 a 8 agenti con una protezione a ferro di cavallo. Una moltiplicazione. Il piano della bomba amica dunque avrebbe funzionato con un effetto collaterale, quello politico, di cui ci sono ampie tracce nelle carte raccolte dagli inquirenti. L'avvocato ammette di fatto, ma non per volontà di La Vitola, l'attentato ha potuto aumentare la popolarità, pure quella. Aumenta la scorta, aumenta la popolarità, aumentano gli uomini. Il beneficiario però resta di sasso. La confessione di cui apprendiamo lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia se il movente reale fosse effettivamente quello riportato. Parole del legale di Ranucci, l'avvocato Roberto De Vita, il quale, dopo aver appreso che una bomba sarebbe servita ad aumentare una protezione già esistente, prova a rimettere in fila i fatti e partono le precisazioni. Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021, confermata negli anni per la gravità delle minacce di morte ricevute e rigorosamente valutate dal Ministero dell'Interno. Aggiungiamo noi che evidentemente in questi anni non è stato a scaldare la sedia, come potete ben vedere. Così come la popolarità del conduttore di Reporter, già da molto tempo elevatissima sia in Italia che all'estero, prova ne è la persistenza e la tensione mediatica su quanto sta avvenendo. Non manca una valutazione sul movente. Se è quello, si colloca tra l'inutile e il rassicurante, di certo ben lontano da ipotesi ben più gravi e gravose. Con un ultimo passaggio, ovviamente un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità. Secondo il legale di Ranucci, insomma, resta da capire se durante la storia della bomba amica la Vitola non abbia lasciato da qualche parte nel verbale anche qualche mina per il suo amico. E quel silenzio dell'avvocato Cola sull'ipotesi che Ranucci, il cui nome è iscritto nel fascicolo come parte offesa, fosse informato, è il primo punto in cui gli investigatori dovranno stare attenti a mettere i piedi. Non è esclusa una convocazione in procura del conduttore di report, perché una volta terminato il racconto altruista dell'indagato restano sul tavolo i rapporti tra i due e diversi passaggi da chiarire. La ricerca comune di un alibi, i sondaggi, il progetto politico, i contenuti delle chat WhatsApp, con un'incognita per ora sul livello di conoscenza della parte offesa, un'incognita che pesa. E con questo io non ho altro da aggiungere, poi vedremo se verrà Fabio Mendolara in trasmissione a mezzogiorno, ve lo dirò nel corso della diretta e naturalmente sentiremo da lui ulteriori valutazioni e interventi. Qui è arrivata la gattina Benelux, detta anche Lux, la quale giustamente è venuta a portarmi le ultime notizie e tra le ultime notizie, grazie amore, patata, dammi qua. Tra le ultime notizie abbiamo andiamo a fare un po' di cabaret, va dai. Andiamo sul Fatto, a pagina 5, signori, perché non è che in questi giorni si parla solo di Vannacci come quello che può affossare il centrodestra, anche il centrosinistra ha il suo Vannacci. Eccolo qui in tutto il suo splendore, pagina 5, eccolo qua. Matteo Renzi è il Vannacci del centrosinistra, può far perdere fino al 4%. Sul Fatto Quotidiano leggiamo appunto Lorenzo Giarelli e Letizia Giostra che dicono questa cosa. Cosa succede quando gli elettori bocciano un'alleanza? La matematica non è un'opinione, ma può dare esiti strani. 2 più 2 alle urne non fa sempre 4, anzi a pesare è la possibile incompatibilità tra partiti alleati e il tema torna attuale, adesso che grazie al Partito Democratico e al favore di certa stampa, Matteo Renzi ha ritrovato centralità, non più ipotizzato come gregario di una gamba centrista, ma addirittura evocato come candidato alle primarie o comunque regista dell'operazione di una lista simil Margherita.
Il problema esiste soprattutto per gli elettori 5 Stelle, a cui l'operazione potrebbe essere indigesta fino alla fuga dalle urne. Un 2 o 3% di voti in meno assicurati ai progressisti, dicono i sondaggisti, ovvero più di quelli che porta Renzi. Ad agosto i sondaggi sono fermi, ma come punto di partenza resta valida l'analisi di un paio di mesi fa pubblicata da Utrend. Sommando il consenso dei singoli partiti, il campo progressista sarebbe davanti alla destra, senza futuro nazionale di Vannacci. Ma quando si prospetta agli stessi intervistati la possibilità di far parte di una coalizione larga da Italia Viva al Movimento 5 Stelle, allora molti fuggono e l'alleanza brucia 1,5 punti. La tendenza resta la stessa anche oggi, come conferma Lorenzo Pregliasco, fondatore di Utrend. L'incompatibilità tra elettorati potrebbe essere determinante alle prossime elezioni. Se nel campo largo stimiamo elettorato per elettorato cosa voterebbero, presumendo di essere in coalizione da Italia Viva ai 5 Stelle, allora il totale cala e la destra recupera. Il fenomeno, secondo Pregliasco, vale soprattutto per l'elettore 5 Stelle. In caso di esplicita alleanza con Alleanza Verdi-Sinistra, PD e Renzi e dintorni, almeno un 2% riconsidera il proprio voto. Colpo di scena, signore e signori. C'è però un aspetto che potrà neutralizzare o amplificare questa tendenza. Un po' come avviene alle regionali, un 5 Stelle è portato a rimanere fedele soprattutto se il candidato presidente è espressione del movimento. Se il candidato premier fosse Schlein o comunque qualcuno più vicino al PD o ai centristi, probabilmente l'incompatibilità aumenterebbe. Ad avvisare i leader dello stesso fenomeno è anche Michela Morizzo, amministratore delegato di Tecnè, che pur riconoscendo a Renzi una personalità politica di altissimo livello, evidenzia possibili terremoti per la coalizione. L'equilibrio tra Italia Viva e gli altri partiti del campo largo è delicato. Renzi è capace di suscitare consensi convinti quanto resistenze altrettanto marcate. Una sua sovraesposizione rischia quindi di ridimensionare l'apporto potenziale del 2-3%. Se una parte degli elettori più vicini ad Alleanza Verdi-Sinistra e 5 Stelle dovesse sentirsi meno rappresentata dentro il perimetro della coalizione. Ma voi li spendereste 2 euro per andare alle primarie a votare per Renzi? Sarebbe uno scherzo stupendo. Ma voi vi immaginate Renzi che viene scelto alle primarie come candidato del centrosinistra? Ecco, Fabio Mendolara mi dice che alle 12:05 con piacere sarà tra noi. A dopo, grazie a te, fratello. Quindi alle 12:05 a Capitaneria di Porto avremo il nostro Fabio Mendolara e la Verità che ci racconterà un pochettino questa storia di Ranucci e la Vitola. Tornando a noi, l'equilibrio, dicevo, tra Italia Viva e gli altri partiti del campo largo è delicato. Renzi è capace di suscitare consensi convinti quanto resistenze altrettanto marcate. Una sua sovraesposizione rischia quindi di ridimensionare l'apporto potenziale del 2-3% se una parte degli elettori più vicini ad Alleanza Verdi-Sinistra e 5 Stelle dovesse sentirsi meno rappresentata dentro il perimetro della coalizione. La sovraesposizione di questi mesi, insomma, non aiuta affatto. Ne è convinto anche Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi, secondo cui Renzi ormai ha perso la fiducia degli elettori, terminando il proprio ciclo di vita politico proprio come un prodotto del supermercato. Anche Noto fa qualche conto. Renzi potrebbe provocare una spaccatura dentro i 5 Stelle. Il 2,5% di Italia Viva si conferma tale in ogni sondaggio. Non è detto che possa portare tutto il suo capitale dentro il campo largo, perché anche molti elettori di Italia Viva vogliono vedere Renzi correre in solitaria. Ergo, la sua presenza nel campo largo porterebbe a una perdita di voti negli altri partiti tra il 3 e 3,5%. Una sottrazione che chiama in causa gli elettori 5 Stelle. Del resto, non più di 2 settimane fa, Nando Pagnoncelli ha ribadito che Renzi è il leader politico con l'indice di gradimento più basso, staccato anche da Riccardo Maggi e Maurizio Lupi. Ieri, in un'analisi di Spin Factor per l'ADN Kronos, ha poi rivelato che nell'ultimo mese il leader di Italia Viva è ultimo anche per reazioni positive ai propri post sui social, il cosiddetto sentiment. Per qualche motivo, però, sembra non se ne possa fare a meno.
Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Sapeste. Allora, vabbè. Occupiamoci adesso di... parliamo della Lega, perché il Corriere della Sera, pagina 10, nel frattempo, si occupa di dare un'altra, come si dice, un altro retroscena su ciò che sta accadendo. Roberto Gressi, Banche Ceuta o la Lega agitata, i mille fronti di Salvini con la mira fuori fuoco, l'estate difficile del leader tra video trampiani e caso De André. Caso De André non ce n'è, perché De André non era pregiudizialmente contro la Lega ed era un signore che dialogava con tutti. Il caso De André ce l'ha in testa la tizia che al concerto, avendo visto Salvini, si è alzata, ha fatto la sceneggiata e se n'è andata. I buoni e giusti ormai, come vedete, sanno anche che cosa avrebbe fatto De André redivivo. Comunque, tornando a noi. Eh sì, ha voglia se si vede che sbanda, sbarella e sbroda. Sulle banche, sulla Spagna ai migranti, con l'editto su Ranucci, pure con i video trampiani tra meme e fake su Riccione, per tacere delle comparsate all'agnata tra gli amici di De André. Vorrei vedere noi, però, al posto suo, che ci vogliono le spalle larghe per resistere a quella sequela di mazzate. Il generale in vestaglia gli porta via elettori, parlamentari e amministratori. Magari un altro mazzetto li lascia nella Lega a fare la quinta colonna. La squadra lombarda al completo, con Attilio Fontana e Massimiliano Romeo, che gli chiedono il primo di cedere potere, l'altro di andare proprio a dare pane alle papere del lago di Como. Brescia, Bergamo e Varese, la culla leghista non lo sopporta più. Zaia non ne parliamo. Giorgetti come Melampo. Il ponte che non galleggia, le speranze di tornare al Viminale ridotte al lumicino. Pure lui, però, Matteo Salvini, accidenti, ci mette del suo, e la maledizione dell'estate che lo perseguita. Certo l'avevano avvertito, dopo la musica, i balli e il mojito del papete, di muoversi con prudenza intorno a Ferragosto. Chiediamo agli italiani se hanno la voglia e il coraggio di darci i pieni poteri. Riapriamo il Parlamento, facciamo un dibattito veloce e andiamo a votare. Frasi queste del 2019 che gli costarono il governo e la fortuna politica. Ma anche adesso fatica ad aggiustare la mira e, come dire, si muove in controtempo, mettendo in imbarazzo soprattutto la maggioranza. Prendiamo la vicenda di Sigfrido Ranucci. Il conduttore è in una posizione a dir poco delicata, dopo che l'amico Walter Lavitola gli ha organizzato un attentato per farlo volare nei sondaggi per diventare addirittura premier. A sua insaputa, certo, ma il fantastico intreccio tra vanità e faccendieri fa ballare l'intera Rai, che ha un comitato etico e una sospensione di Ranucci per tutelare il report e i telespettatori. Può essere nell'ordine delle cose, ma eccolo Salvini, ci pensa lui a chiedere la sospensione. Gli italiani non paghino lo stipendio a qualcuno che è coinvolto in una vicenda torbida. Va da sé che l'opposizione insorga contro i diktat della politica sull'informazione. Eppure la RAI è in difficoltà se una scelta aziendale può essere tacciata di obbedienza invece agli ordini di un vicepresidente del Consiglio. Un boomerang sintetizzato così dal Foglio. Solo Salvini con le sue sparate può salvare Ranucci da Ranucci. Sventole all'aria anche su Ceuta e i migranti. Giorgia Meloni fa braccio di ferro con la Spagna e Sanchez, chiude le frontiere e non arretra neanche dopo le ritorsioni, giusto o sbagliato. E c'è anche la Germania che ci vuole ridare indietro i migranti sbarcati sulle nostre coste e poi partiti verso nord. Ma non si possono usare toni da guerra eterna coi paesi amici, coi quali si condividono tanti dossier in Europa. Eccolo qua invece Matteo, che va giù dritto. Lezioni da Madrid e Berlino noi non ne prendiamo. Prima sistemino i problemi in Spagna e Germania, poi parliamo del resto. E sulle banche Matteo rilancia, chiederemo alle prime 10 banche italiane un contributo del 5% sugli utili per 3 anni e quantifica, se gli utili saranno pari a 30 miliardi, la tassa sarà di 1,5 miliardi. A naso un'idea popolare, acchiappavoti, pur sapendo però che non si farà mai. Forza Italia dirà no e forse anche Fratelli d'Italia non ha voglia di dichiarare guerra al sistema bancario. Senza contare che pure gli elettori poco si fidano, diffuso è il sospetto che se il governo toglie i soldi agli istituti, quelli poi si rifanno sui cittadini. Ma poi, insomma, come ti viene in mente di fare un video meme della spiaggia di Riccione invasa come Ceuta da migliaia di migranti? E aggiungi anche una frase a commento: Riccione 2030 senza Salvini ministro dell'interno. E se vai al concerto in memoria di Fabrizio De André, devi proprio andare a metterti in fila? Anche perché più delle inevitabili contestazioni, magari criticabili, che però ti sei andata a cercare, ti pesa di più la difesa di Dorighezzi.
sbagliato cacciare Salvini, l'arte di Fabrizio parla anche a chi è lontano da lui. Vabbè, un pezzo che francamente abbiamo capito, diciamo, cosa c'è sotteso. Lo trovo un pezzo malizioso, ecco, permettetemi. Piccola valutazione a margine, ci mancherebbe. Dunque, questo l'abbiamo detto. Parliamo. Che ora è? Le 9:30? No, ce ne andiamo in pausa e ci sentiamo un altro bel pezzo. Nell'ordine ci sentiamo Giovanotti con Gimme Five del 1988 e torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? And the family, and we got Giovanotti. Give me five. Give me five. All right. Ow. Then you rock and roll, and then you roll and rock, and then you got to do it because I don't wanna stop. You send the DB breaker, the hard taker. Come on, fly guys, love to turn it up. Homeboys, buddy girls, you don't stop, cause I'm Joe Manarsi, gonna make you rock. I think, baby, gonna show you my stuff. I gotta tell you the way to hit the top. Hey, all right, good God. Hey, dig it, dig it, dig it, come on. Hey, baby, come on, party people. Hey, bam. Say what? Good God. I got to do it. Give me five. All right. Well, it's a new sensation, really good vibration. Come on, give me five body stimulation. Tell it to everybody, wanna be alright.
Take it as a game, give it like a light. When you party to the left, when you're rocking to the right, when you roll up, when you hold up, when you feel a dynamite. You're my naughty dynamite, gonna do it live. Fly girls on board, come on, give me five. Hey, you can do it. Good boy. Hey, boy. Ciao Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie, era il 1988, lui era Giovanotti, prima maniera, con Gimme Five, Alright, che mi ricordo canticchiavamo in bicicletta. Sono passati quasi 40 anni, a me pare ieri, ve lo giuro, con la mia bicicletta pieghevole Girardengo blu metallizzata, presa proprio in quella lontana estate del 1988, coi parafanghi cromati, l'impianto elettrico. Cavolo, pareva di viaggiare veramente nel lusso più totale. Veramente nel lusso più totale, signore e signori. Adesso noi andiamo a vedere le vostre zappe e naturalmente vediamo un po' cosa c'è qua, che mi scrivete. A me nessuno ha mai messo una bomba, significa forse che mi vogliono male. Manca a me, grazie a Dio, hanno mai messo una bomba. Caro Antonino, ti faccio i migliori auguri per il nuovo incarico, sentirò la tua mancanza e la tua risata contagiosa, grazie per quello che hai dato, Fausto. Fausto, grazie a voi per quello che io ho preso, perché io qualcosa ho dato, ma tanto ho ricevuto, perché vedete, la radio è una cosa che si fa con l'anima. Se tu non hai l'anima, non puoi fare questa cosa, non la puoi fare, perché la radio è una cosa strana. Tu non hai corpo, galleggi nell'aria. E pensate, ecco, questa è una cosa che molti non hanno mai presente. Come si fa la radio? La radio si fa in questo modo. C'è un regista, in questo caso Andrea, con cui tu devi vivere con una sincerità che probabilmente nemmeno con tua moglie, dico per dire ovviamente, è una battuta, però dovete capirvi al volo, dovete entrare in sintonia, perché il regista ti porta su in cima all'antenna. E questo è quello che fa lui, che fa Natalia, che ha fatto Vaschi, che ha fatto Simone e così via. Ma vedete, il problema della radio, la sfida della radio, è che quando arrivi in cima all'antenna, sapete cosa c'è là fuori? Là fuori ci siete voi, certo, ma prima di voi, per arrivare a voi, c'è un vuoto spaventoso, che è grande come l'Italia. E 301.000 chilometri quadrati e tu sei solo. Cioè, lo sai che gli altri sono di là e ti aspettano, però quei 301.000 chilometri di vuoto li devi attraversare. E vi garantisco che in tutto questo tempo c'è stato sempre il momento in cui il regista, qualunque regista, ha detto sei in onda, e per un attimo il cuore ha tremato. Dopo vabbè, il cuore accelera, l'adrenalina ti va a 1000 perché stai facendo la radio, ti gasa, è come una droga, è come drogarsi, è la stessa cosa, però è legale, per fortuna. E il problema è che appunto fino a quando uno ha questo brivido prima di cominciare a parlare, allora può continuare a fare la radio. Prima di tutto perché non si prende per padre eterno nel microfono, qui non ce ne sono padre eterni al microfono. E poi perché appunto capisce che la radio è la cosa più umana che c'è tra i mezzi di comunicazione. Perché siamo noi altri, come se fossimo seduti al bar, solo che siamo al buio. Siamo seduti a un tavolo che è lungo quanto l'Italia, al buio, e siamo io e voi che chiacchieriamo, che ci raccontiamo le cose, commentiamo le notizie e così via. Allora, quando tu vedi che si parla con le persone, che le persone rispondono, allora lì è che la magia si compie. The magic happens. Anche quando c'è quello che fa l'hater e ti scrive gli insulti. Salutiamo gli hater che in questi anni non hanno lesinato insulti. Ma detto ciò, chi se ne frega di loro? Però è dimostrazione che probabilmente qualcosa è arrivato anche lì. Allora, domanda: di quante automobili dispone Ranucci e se più di una, quale è stata coinvolta nell'attentato e di quale valore? Marila. E non l'ho capito qual è il problema, cioè dal valore della macchina che è saltata in aria cosa dovremmo dedurre? Marila, perdonami.
Antonia da Udine, Genova è l'esempio da manuale di come la sinistra con l'aiuto della magistratura raggiunge il potere. Il ribaltone nella regione Liguria è stato pianificato e realizzato perché sapevano che dalle urne non avrebbero ottenuto questo risultato. Poi però ha rivinto il centrodestra. Mi pare che, grazie a Dio, il governatore sia un certo signore che si chiama Bucci di cognome, che faceva il sindaco di Genova e ora fa ottimamente il governatore della Liguria. Anzi, visto che tu mi passi la palla, io tiro in porta, cara Antonia, e me l'ero segnato. Dov'è il buon Toti? Aspettate che me lo sono segnato, pagina 7 su Libero. Eccoci qua. L'inchiesta su Toti finisce in nulla. In nulla, vi rendete conto? Il GIP accoglie la richiesta della procura di archiviare l'indagine sull'ex governatore della Liguria, crolla il castello di carte che l'ha spinta alle dimissioni. E lui non ha vinto nessuno, hanno perso i cittadini. Quanta verità. È finita davvero solo ieri, scrive Senaldi, con la firma del giudice per le indagini preliminari di Genova incalcia il decreto che accoglie la richiesta d'archiviazione della procura. Finiscono nel cassetto le ipotesi di reato più gravi nei confronti di Giovanni Toti. Niente corruzione, niente voto di scambio, nessun passaggio di denaro, nessun sistema mafioso per ottenere soldi e consenso, via anche il falso ideologico. Cioè, ma veramente a sto povero Cristo gliene hanno buttate addosso di tutti i tipi, mafioso, tutte queste robe. Cioè, mancava solo che dicessero pure che gli puzzavano i piedi e l'alito e poi avevamo fatto il pieno. L'impianto accusatorio che aveva descritto la Liguria come una regione preda del malaffare, il suo presidente come un amministratore al soldo di imprenditori senza scrupoli e disposto a compromessi con personaggi equivoci per un pugno di voti, diventa carta da macero. Resta solo la condanna patteggiata 2 anni fa per corruzione impropria, per aver accelerato senza compensi e in cambio un atto lecito in fondo dovuto, il rinnovo della concessione dei moli ad Aldo Spinelli. 2 anni e 2 mesi, trasformati in 1500 ore di lavori socialmente utili e una sberla da 85.000 euro confiscati. Questo per la cronaca giudiziaria. Era un esito prevedibile, spiegano i legali, in un certo senso conseguenziale al patteggiamento, come dimostra il fatto che per chi non si è accordato con la procura, il processo invece va avanti con accuse pesanti. Sul piano politico, invece, quell'inchiesta di effetti ne ha prodotti parecchi, molti prevedibili, qualcuno non scontato. Si era capito dall'alba di quel 7 maggio, con l'arresto del presidente in un hotel di Sanremo, come sarebbe dovuto andare. Con la resa del governatore, costretto a dimettersi dopo oltre 80 giorni di prigionia ai domiciliari nella sua casa di Amelia, la scelta di patteggiare per evitare un processo lungo e costoso e l'inevitabile addio al suo progetto di mettere la Liguria al centro dell'Italia, nonché la brusca fine, almeno per ora, della sua brillante carriera politica. E con un cambio di scenario che poteva anche essere più traumatico. Il centrodestra infatti riesce un po' a sorpresa a limitare i danni, ma per farlo è costretto a candidare alla successione di Toti con tanto di telefonata di investitura della premier Giorgia Meloni il sindaco di Genova Marco Bucci, molto apprezzato, l'eroe della ricostruzione del Ponte Morandi. La mossa però gli costa la città della lanterna che illumina e guida il territorio. Arriva Silvia Salis ed è già domani, come da titolo del libro autobiografico che deve uscire a ottobre, ma è già sulla bocca di tutti. Che questo oggi, visto il profilo della sindaca, possa essere un problema per Elly Schlein, proprio nell'unico capoluogo dove il partito l'aveva scelta come segretaria prima delle primarie aperte a tutti, rientra nell'eterogenesi dei fini di cui la politica trabocca. Delitto quasi perfetto? Alla fine di questa storia non ha vinto nessuno. Non ho vinto io, che dopo più di 80 giorni agli arresti domiciliari mi sono dovuto dimettere da presidente della Liguria e ho scelto di patteggiare per tirarmi fuori da una vicenda dispendiosa sotto tutti i punti di vista. Non ha vinto nemmeno la procura, che dopo aver costruito un impianto accusatorio imponente si è accontentata di spuntare una condanna per corruzione impropria e ha deciso di non affrontare il giudizio sulle imputazioni più gravi. Possiamo però dire che hanno perso i liguri. Anche se molti lavori che avevamo pensato vanno avanti o sono stati iniziati, il sogno di far diventare la regione uno dei motori d'Italia sta svanendo. E questa è la sentenza di Toti. Nessun giudizio negativo su chi l'ha sostituita. Intuire dalla reazione e dal tono di voce lo stato d'animo, neppure nessun rimpianto per quello che è stato e per quello che sarebbe potuto essere ancora di più. Paradossalmente non traspare una briciola di rancore. L'uomo è così.
di indole serena e compassata. Il giornalista pescato da Silvio Berlusconi nei telegiornali di Mediaset, che si era innamorato della politica e aveva iniziato a pensare in grande per il territorio, forse anche per sé, si è reinventato l'ennesima vita, e anche questa mi piace molto, confida. Affondata e guida con parte di quello che fu il suo imponente staff Filia, una società di consulenza di marketing, immagine e comunicazione con la quale continua a fare quello che faceva da presidente, ossia promuove la Liguria, con la differenza che stavolta guadagna lui e nessuno può metterci buecco. Le cose vanno benone, forse significa che la squadra è erede e rimasta di valore. L'ex presidente però si cuce la bocca perché ormai teme solo i rimproveri del suo avvocato, il principe del foro Stefano Savi, e assicura che adesso è tutto finito, non medita un Totti 2 la vendetta e ritorno in politica. Ho preso impegni di lavoro per almeno i prossimi 3 anni, ho l'agenda piena e resto qui, rassicura. Tra quanto si rivota per la regione, fine 2029. E questo sì che sarebbe un esito imprevedibile del tormentone. Vedremo. Andiamo sulla Stampa. Eccola qui. Le 9:46. Andiamo a pagina 16. Restiamo in Italia, chiudiamo questa pagina politica. Parliamo di questo signore, l'investitore dei ciclisti, lo zig-zag omicida, ora v'ammazzo tutti. Testimoni e feriti raccontano l'incidente sulla provinciale nel Torinese, convalidato l'arresto del 73enne. La GIP, totale spregiudicatezza. Totale spregiudicatezza e incuranza delle conseguenze. Così la GIP del Tribunale di Ivrea, Lucrezia Natta, descrive la strage sfiorata sabato scorso, quando Giuseppe Campagna, ex muratore di 73 anni di Coassolo, ha travolto 6 ciclisti a Lanzo nel Torinese mentre era al volante della sua macchina. La GIP ha convalidato l'arresto per tentato omicidio plurimo con la misura cautelare dei domiciliari, mentre emergono dettagli sulla dinamica dell'investimento, in cui 4 dei 6 ciclisti sono rimasti seriamente feriti. Quando uno di loro, Denis Colonna, ha tentato di aprire la portiera della Polo urlando «Hai visto cosa hai fatto? L'hai ammazzato», riferendosi a un suo amico appena travolto dall'auto e scaraventato sull'asfalto, ha ottenuto una risposta terrificante: «Adesso v'ammazzo tutti». Il 73enne, secondo gli inquirenti, ha mostrato una totale incapacità di autocontrollo e valutazione della situazione e potrebbe ripetere le stesse condotte per la sua elevata attitudine violenta. Lo dimostrano l'aggressione nei confronti di un muratore che svolgeva dei lavori in casa sua nel 2013 e il pestaggio di un automobilista col quale aveva avuto un diverbio 4 anni fa. Anche se Campagna ha negato qualunque contatto fisico riguardo a quest'ultimo episodio. I carabinieri di Lanzo e del nucleo operativo di Venaria, coordinati dall'APM della Procura di Ivrea Caterina Miroglio, hanno ricostruito la dinamica attraverso una serie di testimonianze fondamentali per capire la volontarietà dell'investimento del gruppo di amici in sella alle loro biciclette, partiti da Settima e San Mauro. Tra queste il racconto di un podista che stava correndo proprio lungo la provinciale 22 e ha sentito il clacson della Polo suonare a lungo mentre sorpassava i ciclisti che erano in mezzo alla carreggiata. I ragazzi in bici gli hanno risposto di stare calmo. Campagna invece ha rallentato facendo passare il gruppo, si è posizionata alle loro spalle e poi ha accelerato improvvisamente, travolgendo 5 di loro con la sua auto. L'unico rimasto in sella si è gettato all'inseguimento della Polo, che ha fatto inversione. Tornava indietro contromano a velocità ancora più sostenuta e investiva altri ciclisti che erano a piedi a fianco delle loro bici. Poi, particolare che non era ancora emerso fino ad ora, il podista sostiene di aver visto di nuovo l'auto procedere in direzione di Coassolo, tentando di colpire i ciclisti una seconda volta, però non ho visto se ha preso qualcuno. Una donna affacciata alla finestra di casa ha raccontato che l'auto invece procedeva a zig-zag proprio per colpire i ciclisti, anche uno che si reggeva in piedi tenendosi alla cancellata della sua abitazione. Insomma, per gli inquirenti, anche se Campagna ha raccontato di non ricordare esattamente quello che è successo e di non aver mai avuto intenzione di travolgere nessuno, non si può propendere per una condotta colposa. Si tratta invece di manovre consapevoli e volontarie, si legge nelle carte, che potevano uccidere. Proprio per questo, subito dopo l'accaduto, Campagna si è costituito raggiungendo la caserma dei carabinieri di Lanzo, ai quali ha detto sono quello dei ciclisti, non sapendo se c'erano morti o solo feriti.
Tra l'altro il 73enne non risulta soffrire di nessuna patologia che possa aver influito sulla sua piena consapevolezza al momento dei fatti e non risulta nemmeno avere dei disturbi psichiatrici tali da influire su ciò che è avvenuto. Di tutt'altro parere sono invece gli avvocati Tom Servetto e Paolo Pavarini che difendono l'ex artigiano edile. Noi siamo sicuri che il gesto del nostro assistito non è stato volontario. E lo spiegheremo anche da un punto di vista scientifico quando ne avremo l'opportunità, avvertono. Non sta né in cielo né in terra che una persona di 73 anni si metta a investire delle persone in bicicletta come fossero dei birilli. Intanto ci attiveremo già per i risarcimenti. Martedì è uscito dal CTO con 120 giorni di prognosi Sabatino Terracciano, uno dei feriti. Gli hanno detto che Campagna ha chiesto perdono. Risposta: per adesso no. Niente da aggiungere. I funerali, tra l'altro, della piccola Beatrice, la bimba morta per i maltrattamenti. Domani ci sarà anche la madre, ora in carcere. Funerali della piccola Beatrice a Bordighera, l'ipotesi zona rossa. Da quanto trapela, le misure studiate prevedono una zona rossa a circondare la chiesa a Bordighera, un accesso riservato alle persone autorizzate tra familiari, autorità, forze dell'ordine, traffico deviato e rigoroso silenzio, nel rispetto del lutto cittadino proclamato dal sindaco Marzia Baldassarre. I timori sono legati in particolare alla presenza ai funerali di domani alle 16 nella chiesa di Terrasanta della madre di Beatrice. La donna detenuta nel carcere di Torino arriverà scortata dalla polizia penitenziaria. Alle esequie sarà presente anche il padre della bambina, detenuto per altra causa nel penitenziario Valle Armea a Sanremo. La tensione tra le due famiglie è altissima, tanto che il padre di Beatrice aveva chiesto che la madre non partecipasse alle esequie e c'è la ferma volontà di evitare qualsiasi attrito. Sarà il terzo incontro tra i due genitori dopo la morte della figlia. Non è escluso che Aiello possa arrivare prima e lasciare la chiesa a pochi minuti dall'inizio della cerimonia. Al vaglio anche la possibilità di sistemare i due genitori in punti diversi. Il dispositivo di sicurezza sarà articolato, massiccia la presenza di forze dell'ordine, col possibile ausilio di reparti specializzati. Obiettivo: evitare la presenza di curiosi, un afflusso incontrollato di persone, considerata la rilevanza mediatica della vicenda. Confido nel buonsenso di tutti, è impensabile anche solo immaginare situazioni di disagio davanti al feretro di una bimba di soli 2 anni, ha detto. Questo è l'appello del prefetto Antonio Giaccari. Il prefetto giustamente fa un appello al buonsenso, ma purtroppo in queste situazioni temo che di gente di buonsenso ce ne sia molto poco, molta poca, specie quando c'è troppo clamore mediatico nel mezzo. Allora, andiamo a vedere. Di Renzi ne abbiamo parlato, l'eclisse ve la siete vista. Bah. Toti ne abbiamo parlato. Andiamo a vedere a pagina 6 sul Corriere cosa sta succedendo a Catania con l'eruzione dell'Etna. Pagina 6, eccola qua. Catania, 700 voli cancellati, 8° giorno di passione per la nube di cenere dall'Etna, chiusura prolungata fino alle 2 di domani, Musumeci, scalo fuori posto. Il conto pagato finora è pesantissimo, dal 7 agosto a ieri sono stati 700 i voli cancellati, oltre 400 i collegamenti riprogrammati su altri scali, più di 100 su Comiso, 330 su Palermo, 22 su Trapani, alcuni sulla Lamezia Terme. Decine di migliaia di passeggeri rimasti a terra, moltissimi quelli costretti a percorrere la Sicilia con bus e treni per poter lasciare l'isola. A complicare ulteriormente la situazione è stato anche il temporaneo blocco di 12 ore per la contaminazione da cenere vulcanica dello scalo di Comiso rientrato ieri mattina. Calma rassegnata, intanto si respira a Fontana Rossa, la folla che nei giorni scorsi ha preso d'assalto l'aerostazione, trasformata in un bivacco di vacanzieri inferociti, è diminuita. Qualcuno continua a presentarsi sperando di partire, ma gran parte delle presenze è legata ai trasferimenti organizzati verso gli altri scali potenziati dalla regione siciliana.
Stiamo continuando a lavorare insieme alle istituzioni, alla Protezione Civile e agli altri scali siciliani per supportare le compagnie aeree e assicurare la massima continuità possibile dei collegamenti e l'assistenza ai passeggeri. Un tale fenomeno eruttivo nel periodo di maggior traffico aereo rende necessario il contributo e il coordinamento di tutti gli attori coinvolti, scrive la SAC, società che gestisce l'aeroporto nella bufera nei giorni scorsi dopo le proteste dei passeggeri. La gestione della crisi, costata al settore turistico tra 12 e 24 milioni di euro, secondo le stime di Assesercenti, accende anche la polemica politica. A essere fuori posto non è l'Etna, ma l'aeroporto, dice ironicamente il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, che ricorda che da presidente della provincia di Catania fece inserire nel piano territoriale provinciale un'ipotesi di delocalizzazione dello scalo tra Catania ed Enna. Le opposizioni puntano il dito contro il governo regionale siciliano. Il segretario del PD dell'isola, Anthony Barbagallo, definisce la gestione dell'emergenza incompetente e inadeguata. Se la prende con la SAC invece Roberta Schillaci, vice capogruppo 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana. I vertici sono da defenestrare, dice la regione, pur non avendo prerogative sulla gestione del traffico aereo, sta collaborando con le società con collegamenti straordinari attivando la protezione civile, ribatte il governatore siciliano Renato Schifani. Basta, direi che possiamo chiudere qui, quindi io tolgo, Andrea, io tolgo la condivisione schermo e passo alla webcam. Apriamo il telefono 0292947222, se volete essere dei nostri abbiamo 4 minuti ancora e poi ci si ferma perché Savasandir, nel fermarci, oltre ad ascoltare un po' di musica, ci sentiremo Edoardo Vianello con pinne, fucile ed occhiali. Avremo poi qui Parlamento buona gente. Questa è la cosa più importante. Le 9:57 minuti in questo momento. Diciamo così che andiamo avanti. 340-670-9659 per le vostre zap o WhatsApp. Il telefono è aperto 0292947222. Anna Maria da Vicenza: Antonino, mi dispiace che vai via Radio Libertà, grazie per tutto quello che ci hai dato, mettendoci anche allegria, ti auguro ogni bene, un abbraccio a voi tutti, ci mancherebbe pure. Sono io che ringrazio voi per quanto avete dato a me, che è la cosa più importante. Non ho simpatia per Salvini, ma a proposito della spiaggia con gli africani, la sinistra non sosteneva che la satira dovesse essere dissacrante? Oppure lecita solo se la fa qualcuno di sinistra? La seconda che hai detto, perché se no sono tutti brutti, sporchi, cattivi e naturalmente fascisti, che tanto ormai qua il titolo di fascista non si nega più a nessuno in questa società, veramente. Ormai basta dire semplicemente non sono d'accordo sul clima, che poco vi beccate del fascista e quindi vi mettono l'orbace addosso e vi mandano a marciare nelle quadrate legioni e poi vi fanno fare il salto nel cerchio di fuoco davanti alla figura del duce e quindi insomma il livello è questo. Sì, ogni tanto mi viene la voce a metà tra Guido Notari e Corrado Guzzanti in Fascisti su Marte. Ve lo ricordate Corrado Notari? Corrado Notari era questa voce famosa dell'Istituto Luce e dei cinegiornali che, caduto il fascismo, poi fece la voce della settimana Incom, se mal non ricordo. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Anna. Sì, Senta, buongiorno. Mi spiace molto che lei vada via perché io ho 88 anni, tutte le mattine l'ascoltavo e mi faceva una gran compagnia, ma si può trovarla da un'altra parte? No, non andrò in radio se è questo che lei mi chiede, quindi no. Sì. Ah, no. Perciò viene chiuso tutto. Perciò chi vivrà vedrà, mia cara, quindi questo è quanto. Va bene? Le faccio tanti auguri, mi ha fatto molto compagnia, grazie. Io Buongiorno. la ringrazio per il suo tempo e per la sua pazienza, che è la cosa più importante.
Allora, vediamo un po' che altro abbiamo. Le 9:59 minuti e 40 secondi, pausa. Edoardo Vianello, pinne, fucile d'occhiali del 62 e poi qui Parlamento con l'onorevole Andrea Barabotti. A dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Fucile d'occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di 1000 colori, ci tuffiamo con la testa all'ingiù, mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole, ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio d'amor, con le pinne, fucile d'occhiali, quando
splash, mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sol. Ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio d'amor. Mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sol, ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio, un dolcissimo bacio, un dolcissimo bacio d'amor. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, se l'Aula tra pochi minuti approverà questo provvedimento avrà vinto l'Italia, avrà vinto il centrodestra, avrà vinto il governo italiano, ma avrà vinto anche la Lega, perché finalmente si afferma una verità troppo spesso calpestata, una verità che i nostri militanti hanno difeso sui territori, una verità che i nostri rappresentanti hanno difeso nelle istituzioni, una verità che grazie al coraggio di Matteo Salvini è stata affermata anche in tribunale. Difendere i confini non è reato. La nuova rotta tracciata in Europa ci dice chiaramente che è finita la stagione delle porte aperte a tutti, ma ci dice anche un'altra cosa importante. Il nostro vecchio continente, ammorbato da questo leviatano che è l'Unione Europea, si salva solo se tutte le anime del centrodestra sapranno unirsi di fronte alle battaglie decisive, dal Green Deal all'immigrazione, passando per la lotta ai terrorismi, perché la posta in gioco è troppo alta per sceneggiate, per rivendicazioni egoistiche che aiutano solo la sinistra. Presidente, tramite lei mi rivolgo ai colleghi della sinistra. Da questa parte dell'emiciclo attendiamo con ansia di vedere se anche su questo provvedimento avranno preparato i loro cartelli. Forse l'ora è tarda, ma se l'aveste fatto per mostrarli in favore di telecamera, allora vi do un suggerimento. Questa volta i cartelli usateli per coprire il vostro imbarazzo e le vostre divisioni. Avete invocato per l'Italia e per l'Europa il modello Sanchez. Volevate offrire a chi è clandestinamente nel nostro paese il lasciapassare per tutti quei servizi che gli italiani di generazione in generazione si sono pagati e costruiti col sudore della fronte. A Ceuta, però, l'effetto di quelle politiche l'abbiamo visto tutti e Sanchez è stato costretto a fare esattamente ciò che secondo voi è assolutamente inaccettabile e disumano, cioè un rimpatrio di massa di decine di migliaia di irregolari a cui avete avuto persino la faccia tosta di applaudire. Dopo esservi stracciati le vesti, denunciando le deportazioni di massa, dopo il tentativo di boicottare le iniziative del governo sui rimpatri, Elly Schlein, perfino lei, è riuscita a rivendicare che la Spagna in 2 giorni ha fatto più rimpatri dell'Italia. Bene, allora mi chiedo, dobbiamo quindi aspettarci un voto favorevole della sinistra a questo provvedimento? No, perché a voi interessa difendere soltanto la vostra parte politica, anche quando quella parte politica cade in contraddizione con se stessa. E il problema è che in questa ostinazione ideologica c'è sempre un grande assente, la difesa dell'unico interesse che conta, quello italiano. E allora
mentre il governo faceva ciò che era necessario per affrontare anche questa situazione, io apro i social e vedo la leader del progressismo italiano che da un parco di Roma presenta le proposte del PD per difenderci dalle ondate. Quelle migratorie? No, non quelle migratorie, le ondate di calore. Le ondate di calore. E allora, visto che soffrite tanto il caldo, il consiglio che vi do è quello di seguire quello che ha fatto il vostro leader Pedro Sánchez. Pubblicate la vostra bella playlist estiva e andatevene in vacanza. Nel frattempo però lasciate lavorare chi ha scelto di occuparsi dei problemi degli italiani. E con questo decreto quindi rafforziamo i controlli alla frontiera, perché chi entra clandestinamente non può essere libero di circolare sul territorio nazionale. Interveniamo sulle procedure di riconoscimento per impedire a chi arriva in Italia e in Europa di fuggire alle autorità. E finalmente mettiamo in opera quegli strumenti che ci serviranno a rendere i rimpatri più rapidi. E di questo, cara collega Boldrini, noi non ci vergogniamo. Chi entra in Italia lo fa chiedendo permesso e rispettando le nostre regole. Altrimenti no way, te ne torni a casa tua. Te ne torni a casa tua se non sei in regola. Mi avvio a concludere, Presidente. Onorevoli colleghi, perché tutto questo funzioni però serve anche il coraggio di dire la verità. Servono strutture di frontiera e servono i CPR, perché senza luoghi dove identificare, trattenere e organizzare i rimpatri, qualsiasi politica migratoria resta soltanto sulla carta. E allora permettetemi di fare un appello a tutti gli amministratori, a destra e a sinistra, e in particolare a presidenti di regione come Eugenio Giani, della mia regione, la Toscana. Basta ambiguità sui CPR, basta ambiguità sugli hotspot, basta propaganda inutile, basta resistenza al governo, basta parallelismi coi lager. Chi ostacola lo Stato nell'identificazione e nel rimpatrio degli irregolari non fa un torto al governo, fa un torto ai cittadini per bene, che col loro lavoro e il loro sudore pagano non solo il nostro stipendio, ma anche il vostro. Questi sono problemi reali, sì. Ecco perché ci siamo sentiti offesi quando qualcuno a sinistra ha detto che per noi l'immigrazione è la gallina dalle uova d'oro del consenso. Ribadiamo allora due concetti semplici. Mentre la Lega ha sempre sostenuto che il controllo dei confini fosse un dovere di ogni Stato sovrano, anche a costo di finire a processo, in questo Paese ci sono state numerose sentenze che hanno condannato cooperative, Ollus e quell'universo che si occupa d'accoglienza che voi conoscete bene. E se proprio vogliamo invece guardare agli interessi elettorali, guardate, in questo Paese non è il centrodestra che tramite referendum voleva regalare la cittadinanza facile a oltre 1,5 milioni di cittadini stranieri. Non è il centrodestra che vuole lo ius soli. Noi non cerchiamo voti facili e alla fine di questo mandato, a testa alta, ci sottoporremo al giudizio degli italiani, di quelli nati italiani e di coloro che italiani sono diventati dopo un percorso autentico di integrazione o meglio ancora di assimilazione. Noi vogliamo che nel 2027 ci sia rinnovata la fiducia da parte di chi vive onestamente, lavora legalmente e rispetta le regole di questo Paese. Noi vogliamo la fiducia di chi conosce le nostre leggi, di chi parla la nostra lingua, di chi conosce la nostra storia, non di chi ha bisogno di un volantino scritto in arabo per capire che cosa votare, e nemmeno di chi dimostra di non meritare lo status di italiano. A questi signori la cittadinanza la vogliamo togliere insieme al diritto di voto, sì. Per questo, Presidente, noi continueremo a difendere queste idee insieme alla convinzione che difendere i confini è un nostro preciso dovere.
Per questo motivo, Presidente, annuncio convintamente il voto favorevole della Lega Salvini Premier. Grazie. Grazie onorevole Barabotti. Qui Parlamento. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie caro Andrea, alle 10, 15 minuti e 5 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Eccoci qua, Antonino Danna al microfono con voi. 0292947222 se volete essere dei nostri per telefono, signore e signori. Il telefono è aperto, pure 340 670 9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o WhatsApp della radio, che è meglio, preferite. Mattinata un po' così, insomma, le notizie sono queste. Mariella, i miei auguri più cari per la nuova esperienza di Antonino Danna ad Maiora, grazie. Un rammarico per la perdita di Radio Libertà di un conduttore molto preparato e valido. Mariella, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno, vai a controllare. Le 10 e 16 minuti, 0292947222. Che caldo, ve lo giuro, mi sento... non lo so nemmeno io oggi mi sento un po' ammosciato, non so voi, ma queste ultime ore di caldo mi stanno ammosciando. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Sì, pronto? Mi senti? Ciao Gino! Buongiorno Antonino. Nulla, la prima cosa che voglio... non sapevo che la ministra Roccella fosse la figlia di Franco Roccella, uno dei fondatori del Partito Radicale, e veramente questa cosa mi ha colpito, perché all'epoca sentivo molto la storia del Partito Radicale, Pannella, Roccella e tanti altri, Stanziani, ora non ricordo Capezzone, non ricordo tutti, però veramente voglio fargli anche a distanza di qualche giorno, questo particolare mi ha un po' colpito, voglio fargli le mie condoglianze. Non sapevo proprio che fosse la figlia di Franco Roccella. Questa è la prima. La seconda è una curiosità. Dove va Antonino, il nostro conduttore, che perdiamo qui alla Radio Radicale? Questa è la seconda. La terza, sento il fatto di Ranucci, è squallida, veramente una cosa veramente squallida. Quando penso a dei personaggi come Guido Calogero, come Calamandrei, come Giovanni Gentile, il quale addirittura voleva fare dell'Italia una religione per il bene dell'Italia, l'escatologia, insomma, quando poi sento questo Ranucci, queste persone veramente ti cascano le braccia proprio. Ecco, tutto qui, grazie Antonino, grazie. Grazie carissimo. Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Sì. Buongiorno, salve Tonino. Ben trovato. Sono Pippo da Como. Io volevo fare una riflessione su Totti, ex presidente della Liguria. Il suo peccato è stato di dire che avrebbe coinvolto gli imprenditori a migliorare la Liguria. L'ha detto pubblicamente e non ha avuto, diciamo, degli introiti personali per poter fare le cose. Ha detto, signori, dobbiamo avere i soldi per poter fare delle opere, non dobbiamo sempre chiedere allo Stato, ai cittadini, perché lo Stato è il cittadino, chiedere i soldi e sperperarli. Ecco, il suo peccato è stato questo, perché gli imprenditori i soldi glieli avrebbero dati, gli avrebbero controllato l'avanzamento dei lavori, avrebbero fatto di tutto per poter migliorare la propria regione, ma gli è stato impedito. Forza Italia non l'ha appoggiato bene
non appoggiato perché doveva fare qualcosa di più. Ecco, sulla riflessione su Totti. Poi arriviamo sulla TAV. È un mio dubbio. Ma la TAV, sui chilometri che sono stati fatti, se sono stati fatti, perché non si sente che si usa, che si sta usando una parte della TAV? Perché, e poi una considerazione, che la sinistra parla tanto di ecologismo, ma vuole fare tutto su gomma, mentre gli altri paesi stanno spostando tutto su rotaie e adesso, a parte adesso che è un momento critico, stanno usando anche i ruscelli per navigare, per evitare il traffico su gomma. Invece in Italia la sinistra, gli ambientalisti, il partito ecologista, che il sole che ride, la pioggia che piange, il tempo imbronciato, non fa niente, fa di tutto per voler spostare tutto su gomma. È inutile che si parla dell'ambientalismo, perché le nostre attrezzature usate non vanno al macero e rifuse, ricolate, diciamo, per poterle riusare, vanno nei paesi meno avanzati. Dunque, di cosa parliamo di ecologia? Cosa parliamo? Abbiamo l'atmosfera che è piena di satelliti, tanti sono oltre doppi, no? E tanti sono inutilizzati perché hanno finito il loro scopo. Perché non si può guardare anche fuori dalla Terra? La Terra è una materia viva e che ha i suoi cicli di cambiamento. I terremoti che si stanno succedendo attualmente, per mia idea, no? Secondo il mio ragionamento, è che la Terra si sta continuando evolvendo, si sta continuando a muovere. È inutile che parliamo a vanvera di ecologismo. Vorrei un tuo parere. Ti ringrazio. Buona Padania e auguri per il futuro. Grazie. Pippo, vasto programma. Permettimi di dire, in Italia dal 2009 abbiamo costruito e messo in servizio 1610 chilometri di TAV che viene usata tutti i giorni da milioni di italiani. Non so chi ti abbia detto che non si dice in Italia che ci siano i treni ad alta velocità. Anzi, la rete ad alta velocità soffre il problema di essere sovraffollata proprio in ragione del suo successo. Tra l'altro entreranno presto in servizio col nuovo anno la TAV fino ad arrivare a Vicenza. Da Milano si potrà arrivare fino a Vicenza con la linea ad alta velocità. Vorrei sottolineare che a differenza degli altri paesi la nostra è dual use perché sia TAV che AC, cioè alta velocità ed alta capacità, proprio perché siccome ha dei percorsi il più possibile pianeggianti, permette dei treni merci lunghi fino a 750 metri che potrebbero tra l'altro andare un po' più veloce rispetto ai 120 che è la velocità massima ammessa in Europa per un treno merci. I treni merci hanno due ranghi di velocità, 90 all'ora o 120 all'ora. I francesi hanno fatto dei test una quindicina d'anni fa per dei carri veloci da 160 km l'ora, però poi non se n'è fatto più niente. Adesso altra telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Walter. Maestro, buongiorno. Maestro, sei tu. A proposito dei freni, dei treni merci lunghi, 700, c'è proprio la SAB Vapco con la quale ho collaborato per lo studio dei freni elettrici, perché i freni adesso sono comandati attraverso cavo, invece con i freni comandati tramite segnale, chiamiamolo wifi, per far sì che tutte le carrozze frenino contemporaneamente, non che la frenata sia diluita, perché un treno lungo 750 metri, il primo vagone frena e l'ultimo frena fra 3 secondi, quindi la spinta continua ad esserci. La SAP Vapco in questo è stata, diciamo, la pioniera, quindi questo permette anche la creazione di questi e l'aumento della velocità, il sistema frenante. Ma volevo dirti questo, mi è successo ieri sera. Io, con il caldo ho non so se è una patologia, devo muovermi continuamente, mediamente 11-12 ore fra camminate e biciclette, mi sembra una macchina. E ieri sera nel centro del mio piccolo paese, Castelli Calepio, c'è un monumento ai caduti con una piccola piazzetta.
Sono arrivato, erano le 9 meno 10 e c'erano dei, suppongo, pakistani dentro il monumento, uno con la mazza che riceveva la palla e smazzava. Sono arrivato e gli ho detto in italiano, in inglese, in bergamasco, in 4 giocavano a cricket. A cricket, sì. Ho detto, ma che cazzo stai facendo? Ma che questo è un monumento ai caduti. Ho detto, tu non so se sei pakistano, del Bangladesh, del Burundi, non so di dove sei, ma se tu sei qua oggi, gli ho detto queste parole, è perché ci sono stati dei morti italiani che hanno reso possibile le libertà in questo paese, quello che forse nel tuo paese non c'è. Questo ragazzo non so se ha capito tutto in italiano, gliel'ho tradotto nel mio inglese maccheronico e penso che abbia capito, e se ne è subito uscito da lì. Ma come ho reagito io? Altri cittadini non hanno detto una parola nel vedere questo qui che entrava nel monumento. Questa è l'Italia di oggi. Questa è l'Italia di oggi, caro Antonino. Mi ha fatto molto piacere invece sentire l'intervento del nostro parlamentare che non conoscevo, perché è stato di un Barabotto, è stato di una lucidità e di un'efficacia davvero notevoli, nel senso è uno che merita di stare dove sta, ecco, questo per dire della classe politica che a volte diciamo non è all'altezza. No, questo ha parlato chiaramente, ha detto tutte cose condivisibili al 100%. Mi dispiace che oggi sia il giorno -1, però comunque saremo sempre sulla terra, sia noi che te, quindi ci si rincontrerà. Ciao, Tutti Antonino, sono grazie. utili e nessuno è indispensabile, ma avremo modo di ritrovarci prima o poi, dai. Allora, alle 10, 26 minuti e 30 secondi, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, 340-670-9659, se avete voglia di dire la vostra. Io dico solo che nella prima guerra mondiale 600.000 ragazzi da ogni parte d'Italia sono andati a morire per questo paese. Tralascio le retoriche pacifiste che hanno accompagnato i 100 anni dalla nostra vittoria nella Grande Guerra. Resta il fatto che questi ragazzi si sono sacrificati nel bene e nel male per questo paese e l'hanno fatto per tutti e per ciascuno di noi. E ogni tanto, quando passiamo con l'autostrada sul fiume Piave o ci passiamo col treno e così via, Piave, fiume sacro alla patria, parole che oggi sembrano quasi una bestemmia o che puzzano di fascismo per qualcuno per il quale la patria sacra fino a qualche tempo fa era l'Unione Sovietica, ma lasciamo stare. Ecco, dovremmo chiederci una cosa: se noi altri che siamo i bisnipoti, i trisnipoti, siamo degni del sacrificio di quei ragazzi. Tutto qui. E ringraziarli, perché questa è una società che dice sempre ancora, ma mai grazie. Altra telefonata, pronto, chi è là? Antonino, penso di essere io, sono Adriana. Sì, buongiorno. Caro, buongiorno, e ne approfitto per farti un grosso in bocca al lupo. Meriti senz'altro quello che desideri, per cui viva la vita, affronta al meglio tutto quello che ti capiterà, però qualche volta ricordati di noi, se potrai. E fai il bravo se potrai. Cerchiamo ciao, di fare il nostro ciao, meglio, un mia abbraccio. cara. Grazie. Ultima telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Maestro, buongiorno. Condivido in toto le due telefonate precedenti, quella di Adriana e quella del Walter. Io mi associo in tutto quello che hanno detto. Allora, una considerazione riguardo alla Lega, la situazione di Salvini. Sì. Purtroppo a Salvini una parte della Lega non gli ha mai perdonato il fatto di averla trasformata da partito settentrionale, quindi locale, a partito nazionale. Non gliel'hanno mai perdonata, gliel'hanno giurata. Sicuramente qualche errore l'ha fatto, ma solo chi non fa non sbaglia. E adesso mi sa che siamo arrivati al punto cruciale, per tutta una serie di ragioni. La Lega deve rimanere un partito nazionale perché a livello locale non conterebbe nulla, in quanto non deve fare i conti con Roma, ma deve fare i conti con Bruxelles, perché ormai ci rendiamo conto che gli stati in questa Unione Europea contano sempre di meno, soprattutto l'Italia, perché non è l'Italia
a contare qualcosina, ma sono soprattutto Francia e Germania che hanno sempre controllato l'Unione Europea, e quindi se proprio sono loro che contano, se proprio, ma ci rendiamo conto che l'Unione Europea è tutto meno che una costruzione democratica dove c'è un Parlamento che non serve sostanzialmente a nulla, c'è una Commissione Europea che si comporta pari pari come un qualsiasi, perdonami, tu forse non la condividerai questa considerazione, ma è quello che penso io, una sorta di Putin, perché non c'è nessun calcolo, non c'è nessuna considerazione di quelli che sono i parlamenti nazionali. L'Unione Europea è una costruzione verticistica e non democratica che comprime e sopprime i parlamenti nazionali e di conseguenza i loro popoli. Ultima cosa, quindi Salvini ha a che fare con questa gente e la Lega ha a che fare con questa gente che secondo me non si rende conto che come partito locale conteremmo meno di quello che contiamo adesso. Ultima cosa riguardo la destra, Vannacci è soltanto una cosa che è sorta proprio perché la destra non ha potuto e in parte non ha saputo in questi 4 anni fare quello che aveva promesso in campagna elettorale. C'è da scontrarsi certamente con Bruxelles, ma c'è anche, ci abbiamo messo del nostro come centrodestra nel farci del male, e se l'anno prossimo non riusciremo ad essere riconfermati alla guida di questo paese, ci troveremo magari un Conte come Presidente del Consiglio, una Schlein come Ministro degli Interni, un Bonelli e un Frattoriani al Ministero dell'Ambiente e tutta quella gente lì. Quindi possiamo soltanto eventualmente spararci sui piedi se non riusciremo a tornare alla guida del paese. Ciao Antonino, ti ringrazio. Buona giornata. Grazie a te, grazie. Adesso sigla, ci ritroviamo alle 12. Grazie a tutti. Va ora in onda la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ricominciare non è possibile ormai, fra poco tu te ne andrai, almeno